Dalla ricerca emergono dei punti di debolezza e emergono anche i punti di forza del sistema sociosanitario veneto. Ecco, l'elemento che ci preoccupa è questo rischio di perdita della fiducia dei cittadini nei confronti della rete dei servizi sociosanitari. Riteniamo importante rispondere nel confronto con la Regione richiedendo le risorse adeguate per garantire il sistema pubblico, sia quello di rafforzare i servizi sanitari del territorio. Quindi la rete di presa in carico, i medici di medicina generale. Nella ricerca che abbiamo presentato emerge con chiarezza come ci sia un giudizio intermedio della sanità veneta. Emerge come ci sia in realtà una grossa sofferenza sul tema delle liste d'attesa, su cui i cittadini attendono molte volte più di quanto dovrebbero, sul tema della sanità privata, che secondo i cittadini viene favorita ed è stata favorita nel corso degli ultimi tempi, e più in generale su tutta una serie di servizi, tra cui per esempio il pronto soccorso. Più di 1000 persone su 3500 hanno deciso di aggiungere delle proprie note. Il primo dato che ci ha colpito è che tante persone hanno avuto il bisogno e la necessità di dire cosa pensano. Un po' la frustrazione e anche un po' la rabbia, perché un sistema che era all'eccellenza sembra non esserlo più, è uscito con molta chiarezza dal questionario. È il bisogno che comunque la sanità pubblica venga assolutamente difesa.